Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi riprendiamo la lettura del libro I segreti di Taverner, dottore dell'occulto. Eravamo arrivati al capitolo Una figlia di Pan, abbiamo letto la prima parte, oggi vedremo la seconda. Prima però di cominciare, come di consueto, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto e ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Grazie. Mi raggiunse sulla terrazza e insieme inalammo il profumo di un giardino in fiore. La brina bianca ricopriva l'erba e il freddo vento di marzo era tagliente, ma l'aria era pervasa dal profumo dei fiori con una nota di legno di pino scaldato dal sole. Qualcosa si mosse in direzione dell'ombra delle piante rampicanti e una grossa lepre ci passò davanti smuovendo la ghiaia per guadagnare il riparo degli arbusti. «Perbacco!» esclamai. «Che cosa l'ha portata qui?» «Già, che cosa?» rispose Taverner. «Se lo sapessimo capiremmo cose piuttosto importanti». Avevo appena raggiunto la mia camera quando fui richiamato da un violento bussare alla porta. L'aprii e trovai uno dei pazienti con indosso solo il pigiama. «C'è qualcosa che non va nella stanza di Tennant», disse. «Credo che stia cercando di impiccarsi». Aveva ragione. Tennant, sospeso alla cintola della vestaglia, penzolava da una trave. Lo facemmo scendere tagliandola e dopo aver praticato la respirazione artificiale con una certa fatica riuscimmo a portarlo fuori dal pericolo. A quel punto persino Taverner si persuase che era il caso di sottoporlo a sorveglianza continua. Il giorno successivo fece chiamare un infermiere e il treno che ce lo portò ci liberò anche di un'offesissima capoinfermiera, per nulla rabbonita dall'assegno generoso e dalle eccellenti referenze fornitele da Taverner al momento in cui l'aveva licenziata senza alcun motivo né preavviso. Incidenti di questo tipo non causano mai molto stupore in un ospedale per malattie mentali e il giorno dopo tornammo alla solita routine. Malgrado ciò non riuscivo a togliermi di mente il lamento del violino simile al grido di un gabbiano e lo strano profumo di fiori. Sembravano procedere di pari passo e per qualche inafferrabile ragione mi avevano agitato e turbato. Sebbene la primavera non fosse ancora arrivata, ero preda di un'irrequietezza tipicamente primaverile. Incapace di tollerare il chiuso del mio ufficio, spalancai le porte-finestre, lasciando entrare il vento pungente mentre ero alle prese con la corrispondenza da spedire nel pomeriggio. Così mi trovò Taverner che mi osservò con curiosità. «Allora lo sentite anche voi?» chiese. «Che cosa?» risposi con impazienza perché per qualche strano motivo ero molto nervoso. «Il richiamo di Pan», rispose il mio collega e chiuse fuori quel turbinio di vento. «Sto uscendo», annunciai raccogliendo le ultime lettere. Taverner annuì senza fare commenti e gliene fui grato. Di quale bizzarria fossi preda non lo so, ma trovando Diana raggomitolata sul sofà in soggiorno, la chiamai come avrei fatto con un cane. «Su, Diana, andiamo a fare una corsa». E come un cane lei si alzò e mi seguì, dimenticando che per quanto avesse la mente di una bambina aveva raggiunto l'età di una donna e del fatto che non indossava cappotto, cappello o stivali. E se per questo neanche io la portai con me attraverso gli arbusti bagnati fradici fino al cancello del giardino. La strada polverosa in cui si trovava la cassetta postale finiva nell'erica della brughiera. Diana avanzò incerta verso il margine del tappeto erboso, poi si fermò guardandomi. Assomigliava talmente a un cane che chiedeva di essere portato a fare una corsa che cedetti a quell'illusione. «Andiamo, Diana!» gridai. «Facciamoci una corsa!» Corsi sul sentiero verso di lei e con un balzo si allontanò in mezzo ai sentieri di Erica. Ci allontanammo più velocemente possibile sull'oscuro terreno impregnato d'acqua nella foschia avvolgente. Riuscivo appena a scorgere la figura davanti a me perché si muoveva come un cervo, superando con un salto i punti in cui io procedevo a fatica. Attraversammo la superficie pianeggiante che un tempo era stata il letto di un fiume, diretti verso il Salto del Diavolo. Molto tempo dopo, mentre io ero ormai del tutto senza fiato, la figura saltellante si fermò e non la raggiunsi finché un terreno in salita non mi offrì un vantaggio. Nel boschetto di pini sulla sommità scivolò sulle radici ritorte e cadde rotolandosi come un cucciolo. Inciampai anche io e caddi, ma in modo così goffo che restai senza fiato. Ci sedemmo ansimando e ci guardammo, poi di comune accordo scoppiammo a ridere. Era la prima volta che sentivo Diana ridere.
I suoi occhi erano verdi come quelli di un gatto e mostrava una doppia fila di denti bianchi appuntiti e una lingua rosea. Non era umana, ma era molto affascinante. Ci alzammo e camminammo velocemente verso casa attraverso l'erica, sgattaiolando dentro dalla porta di servizio mentre le cameriere servivano il tè. Tutta questa storia mi fece sentire piuttosto a disagio e sinceramente sperai che nessuno si fosse accorto della mia scappatella e che Diana tacesse. Lei non era solita parlare, ma aveva un linguaggio fatto di gesti inconsci, così in breve tempo annunciò al piccolo mondo della casa di cura che tra di noi esisteva un'intesa. In mia presenza i suoi occhi brillavano di una luce verde e mostrava i denti appuntiti e la piccola lingua rosea. Se avesse avuto la coda, l'avrebbe agitata. Trovammo tutto questo piuttosto sconcertante. Il giorno seguente, quando io e Taverner andammo alla posta per prendere una boccata d'aria fresca, ci trovammo Diana alle calcagna. «Il vostro cagnolino, vedo», commentò Taverner, e io mormorai qualcosa sul transfer della libido e sulle fissazioni. Taverner rise. «Mio caro ragazzo», disse poi, «lei non è sufficientemente umana per innamorarsi di voi, quindi non preoccupatevi». Alla fine della strada Diana ripete la tattica del giorno precedente. «Cosa vuole?» domandò Taverner. Mi sentii sgradevolmente avvampare e Taverner mi guardò incuriosito. «Vuole che corra con lei», risposi, pensando che la verità fosse l'unica spiegazione possibile e che Taverner avrebbe capito. Lo fece, ma la sua risposta fu più sconcertante della sua domanda. «Beh, perché no?» rispose. «Forza, correte con lei, farà bene a entrambi». Esitai, ma lui non accettò un rifiuto, così, costretto dalla sua volontà, mi mossi pesantemente. Ma Diana si accorse della differenza. Il giorno prima il simile aveva chiamato il simile, ma adesso io ero uno dei filistei e non avrebbe corso con me. Al contrario, trotterellò in cerchio e mi guardò con occhi turbati, con la lingua rosea nascosta dietro le labbra curve. Il mio cuore era pieno di odio per Taverner, per me stesso e per tutte le cose create. Superata con un balzo la staccionata, scappai nel boschetto di arbusti e cercai rifugio nella mia stanza, dalla quale non uscii fino all'ora di cena. Durante il pasto Diana mi guardò con i suoi strani occhi verdi che sembravano quasi dire «Adesso sai cosa ho provato in tutti questi anni». E io le risposi telepaticamente «Sì, maledizione». Taverner discretamente evitò di fare riferimento all'accaduto, cosa per cui gli fui di nuovo profondamente grato. Passò una settimana e pensai che la cosa fosse dimenticata quando improvvisamente gli ruppe il silenzio. «Non riesco a convincere Diana a correre da sola», iniziò. Mi agitai, ma non volli rispondere. Andò alla finestra e tirò sulla tenda. Una luna piena splendette nella stanza, creando un terribile contrasto con la luce elettrica. «Questa è la notte dell'equinozio d'inverno», continuò Taverner genericamente. «Roz», disse poi, «ho intenzione di tentare un esperimento molto pericoloso. Se fallisco sarà un problema e se avrò successo ci sarà battaglia, quindi infilatevi il cappotto e venite con me». In salotto trovammo Diana, incurante delle brave signore che lavoravano a maglia intorno al fuoco, raggomitolata sul divanetto vicino alla finestra con il naso schiacciato contro il vetro. Taverner aprì la finestra e lei scivolò fuori silenziosa come un gatto. Passammo le gambe oltre il davanzale e la seguimmo. Aspettava all'ombra della casa come se avesse paura di avanzare. Gli anni di disciplina l'avevano segnata e come un uccello in gabbia quando la porta viene lasciata aperta desiderava la libertà, ma aveva dimenticato come si fa a volare. Taverner le avvolse intorno alle spalle una pesante mantella di tweed che portava con sé e dopo averla posta tra di noi ci avventurammo verso la brughiera. Seguimmo lo stesso percorso della nostra fuga selvaggia, fino al boschetto di pini che ricopriva una piccola altura dopo il terreno pianeggiante dell'antico letto del fiume. I pini silvestri con le cime dai ciuffi sparsi erano troppo esili per creare un'oscurità totale, ma gettavano bizzarre ombre di folletti sul terreno ricoperto di aghi. Lontano nella brughiera, in una valle, si sentiva lo scorrere dell'acqua di un ruscello. Taverner tolse il mantello dalle spalle di Diana e la spinse fuori, sotto la luce della luna. Lei esitò, poi ritornò timidamente da noi, ma Taverner, guardando il suo orologio, la spinse fuori di nuovo. Mi ricordai di quella meravigliosa storia di vita nella giungla in cui i cuccioli vengono portati al grande sasso così che i lupi del branco possano imparare a riconoscerli. Diana veniva consegnata alla sua stessa gente.
Aspettammo mentre la luna piena attraversava il cielo con un alone dorato e Taverner guardava di quando in quando il suo orologio. Il vento era cessato e nel silenzio il ruscello gorgogliava ancora più forte, ma sebbene non avessi visto o udito niente, sapevo che qualcosa stava avanzando verso di noi attraverso l'ombra del bosco. Tremavo dalla testa ai piedi, non per la paura, ma per l'eccitazione. Qualcosa ci superò, qualcosa di grande e imponente, e dietro di essa molte altre cose più piccole della stessa natura. Ogni nervo del mio corpo iniziò a tendersi e senza volerlo il mio piede fece un passo avanti, ma la mano di Taverner sul mio braccio mi fermò. «Non è per voi, Roz», disse. «Avete troppe capacità mentali per trovare qui la vostra compagna». Con riluttanza lasciai che mi trattenesse. Quel folle impeto passò e quando i miei occhi si schiarirono di nuovo, vidi la ragazza immersa nella luce della luna e capii che anche lei aveva sentito la loro venuta. Si voltò verso di loro, in parte spaventata, in parte affascinata. La chiamavano, ma non osava rispondere. Mi accorsi che l'avevano circondata, che non poteva fuggire, poi la vidi arrendersi. Protese le mani in avanti e fui certo che mani invisibili la stessero afferrando. Poi le alzò verso il cielo e la luce della luna sembrò diffondersi direttamente dai palmi delle mani unite a coppa verso il suo petto. A quel punto le abbassò verso la terra e cadendo in ginocchio le premette sul terreno. Affondando premette a terra l'intero corpo fino a scavare il terreno soffice con la sua figura. Per un po' rimase tranquilla, poi improvvisamente scattò in piedi e gettando le mani in avanti come per eseguire un tuffo, schizzò come una freccia nel vento. «Svelto, seguiamola!» gridò Taverner facendomi muovere con un colpo sulla spalla. In un baleno mi ritrovai anche io a correre giù per i sentieri di Erika. Ma che differenza dalla nostra ultima corsa! Sebbene Diana corresse ancora come un cervo, le mie gambe erano di piombo. La vita sembrava priva di attrattiva, come se non fosse mai più possibile provare alcun entusiasmo. Solo il senso del dovere mi consentì di continuare a muovermi, e poco dopo anche quello si dimostrò inutile. Restai sempre più indietro, nessun recupero di energie giunse ad alleggerire le mie gambe affaticate e la figura davanti a me, che saltellava sulle ali del vento, si perse tra l'erica. Caddi a terra ansimando, esaurito dal primo scatto. Mentre giacevo inerme nell'erica con il cuore che mi martellava in gola, mi sembrò di vedere un corteo simile a un esercito ribelle attraversare il cielo. Bandiere logore sventolavano e si agitavano, scatenate e discordanti, una musica esasperante si levava qua e là da quella folla turbolenta ed eterogenea. Nasi coperti di peli su volti umani, zampe con artigli su arti umani, capelli verdi come rampicanti su occhi lampeggianti che brillavano di una luce verde, e qua e là volti umani in parte spaventati, in parte affascinati, alcuni che esitavano anche se attirati, altri che si arrendevano alla fuga, abbandonandosi selvaggiamente a quel fascino. Mi risvegliai con Taverner chino su di me. «Grazie a Dio», mormorò, «i vostri occhi sono ancora umani». Il giorno dopo Diana non si fece vedere e se Taverner era ansioso al riguardo non lo dimostrò. «Tornerà per mangiare», fu tutto quello che assicurò. Il giorno seguente non c'era ancora nessuna traccia di lei e iniziai ad agitarmi perché le notti erano diventate rigide, quando, mentre eravamo seduti accanto al fuoco dopo l'ora in cui venivano spente le luci, sentimmo un debole grattare alla finestra. Taverner si alzò immediatamente, la aprì e Diana scivolò dentro raggomitolandosi ai miei piedi davanti al caminetto. Ma non fu a me che si rivolse, come avevo temuto, ma al fuoco. Io e Taverner non avevamo alcuna importanza per lei. Taverner tornò alla sua sedia e la guardammo in silenzio. La casacca di Puck, bagnata, sgualcita e macchiata al punto da essere irriconoscibile, sembrava l'unico abbigliamento possibile per quella strana figura, selvaggia, non umana, che stava ai nostri piedi. Improvvisamente si alzò in piedi e si passò le mani tra i capelli aggrovigliati. Ora fumanti di vapore, e guardandomi attraverso la zazzera mostrò i denti bianchi, la lingua rosea nel suo strano sorriso da elfo, e con un rapido movimento da uccellino sfregò la testa contro il mio ginocchio. Dopo questo segno di riconoscimento tornò a godersi il fuoco. Taverner si alzò e lasciò silenziosamente la stanza. Io osavo a malapena respirare per non rompere l'incantesimo che manteneva tranquilla la nostra ospite e per timore che potesse fare qualcosa di imbarazzante o di innaturale.
ma non avevo di che preoccuparmi, non le interessavo più del resto dell'arredamento. Taverner fece ritorno con un vassoio pieno e gli occhi di Diana brillarono. Sembrava molto più umana mentre mangiava usando forchetta e coltello. Mi aspettavo di vederla strappare il cibo con i denti, ma le abitudini radicate si mantengono. Diana, iniziò Taverner dopo che aveva finito di mangiare. Lei sorrise. Non hai intenzione di dire grazie? Sorrise di nuovo e con il suo rapido movimento da uccellino sfregò la testa contro il suo ginocchio come aveva fatto con il mio, ma non disse nulla. Lui allungò una mano e iniziò a lisciare e accarezzare la massa di capelli ingarbugliati. Lei si rannicchiò ai suoi piedi, godendosi le carezze e il calore, e subito si levò un gemito sommesso di contentezza, molto simile alle fusa di un gatto. «Stavolta ce l'abbiamo fatta», esclamò Taverner. Tuttavia, dopo un po', Diana sembrò risvegliarsi. Soddisfatte le sue necessità animalesche, la sua parte umana iniziò nuovamente a imporsi. E continuiamo la prossima volta, perché qui il racconto è ancora un po' lunghetto, ma come ho detto appunto è un racconto molto impegnativo, cioè nel senso della durata, e dunque lo dobbiamo spezzettare per forza, altrimenti temo che vi annoiereste, anche se è un bellissimo racconto in realtà. Vi ringrazio allora per avermi ascoltato fino qui e noi ci ritroviamo ovviamente con il proseguo della storia nei prossimi giorni. A presto dalla vostra Hildegarda e mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano e ovviamente, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie e buonanotte.